Siamo in diretta dal centro sportivo Rigamonti con Aldo Nicolini, mister del Brescia. Allora, 1-1 oggi contro l'Arezzo. La prima domanda che le faccio è se il proverbiale bicchiere lo vede mezzo pieno o mezzo vuoto. Ma in questo momento mezzo pieno, perché sapevamo che la partita era difficile, anzi difficilissima. Si era messa anche peggio perché siamo andati sotto 1-0 e non è facile giocare con una squadra che si chiude così bene. Però le ragazze sono state in partita fino alla fine, hanno raggiunto il pareggio e hanno provato anche a vincere la partita fino agli ultimi minuti, quindi questo è un aspetto positivo. Poi non siamo state premiate perché non siamo riusciti a fare il secondo gol, ma la prestazione secondo me è stata molto positiva. Ecco, 2 settimane fa lei contro la Ternana aveva detto che non bisogna spegnere l'entusiasmo dopo aver subito un gol come quello che avete subito. Oggi avete preso l'1-0, ma poco dopo l'intervallo avete appunto subito trovato il gol del pareggio, quindi un segnale di grande reazione della sua squadra. Sì, non voglio tornare sulla partita con la Ternana perché anche là siamo andati sotto 1-0 e abbiamo fatto l'1-1. Quando io mi riferivo al discorso dell'entusiasmo è che inizia il secondo tempo, dopo un minuto prendi gol, è chiaro che ti toglie qualcosa perché è una fase delicata della partita. Ma le ragazze devo dire che in ogni partita, in ogni situazione, in circostanza hanno sempre dimostrato di voler stare dentro alle gare fino in fondo. E questo lo dimostra anche la grande occasione avuta al 92esimo dalle sue ragazze. Ora settimana prossima contro l'Hellas Verona, poi sarà tempo di primi bilanci per questa prima parte di stagione. No, bilancio è che noi dobbiamo lavorare sempre per cercare di migliorarci, di crescere giorno dopo giorno. L'obiettivo ce l'abbiamo ben chiaro e l'ho detto anche l'altra settimana, la società ha chiesto una salvezza tranquilla con l'opportunità di far crescere le giocatrici giovani che abbiamo in rosa, e direi che in questo momento siamo in linea e siamo anche un po' più in là rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali, ma dobbiamo continuare a lavorare, non dobbiamo abbassare neanche di 1 millimetro quello che stiamo facendo e quello che vogliamo arrivare a fare. E noi le auguriamo di continuare su questa strada. Grazie mille, mister. Grazie a voi. Siamo in diretta dal centro sportivo Rigamonti con mister Mike Heraclius dell'Arezzo. Allora, 1-1 il risultato finale di questa Brescia-Arezzo. Le chiedo subito se è soddisfatto di questo risultato. Sicuramente come è andata la partita, soprattutto il primo tempo, penso che siamo trovati molto bene. Abbiamo fatto un paio di occasioni anche per fare il 2-0. Il nostro pressing era buono, anche nel centrocampo abbiamo messo più densità, perché lo sappiamo con questo modulo del rombo che fanno devi avere un po' più densità lì. Molto soddisfatto di un punto di vista anche della Carolina Paganini, che ha giocato in una posizione un po' era la prima volta per lei, però ci ha dato questa densità, diciamo, più centralmente. Poi il secondo tempo penso che hanno fatto il gol dopo 3 minuti della ripresa, quindi adatto a loro sicuramente, giocando in casa un extra lift, però noi non abbiamo cambiato il nostro piano di gioco, è andato molto bene, quindi sì, generalmente sì, prendere un punto qui a Brescia, abbiamo visto che non è stato molto facile per altre squadre di prendere punti a casa, di portare punti a casa, quindi sì,
generalmente dopo tutto sì, soddisfatto. Ci dà una sua valutazione della prova di Biapara che è arrivata da pochissimi giorni ad Arezzo? Sì, tutte le due ragazze, le nuove, sono state brave negli allenamenti. L'ultima volta che hanno giocato era nella Liga, nel campionato islandese, quindi sono fermate per più o meno 3 mesi ora, 2 mesi e mezzo, quindi devono trovare giustamente i loro ritmi. La Bea Para è entrata, penso, negli ultimi 15 minuti, 16 minuti per dare un po' di esperienza con il possesso palla. Abbiamo trovato questi 2 o 3 passi filtranti dai suoi piedi, quindi ci dà una mano anche con il possesso palla, con il gioco che vogliamo fare, soprattutto quando l'avversario è un po' stanco. Quindi sì, sono entrate tutte le due, anche la Marta per Arnau è entrata bene negli allenamenti e non vediamo l'ora di metterle tutte e due in campo. Siete passati indenni da 2 trasferte, una grande vittoria sul campo della Freedom, un pareggio oggi, si torna in casa per l'ultima dell'anno contro la RS Roma, partita molto importante in zona salvezza. Sì, soprattutto noi in Inghilterra non vediamo, non mettiamo titoli a promozione, salvezza, vincere il campionato, non mettiamo questi titoli, diciamo, forse dopo gennaio è più normale per la mia cultura, la mia mentalità. Quindi no, io vedo semplicemente ogni partita individualmente, è una partita contro un avversario che lo sappiamo, a casa possiamo prendere i punti e noi facciamo la nostra preparazione tutta questa settimana per prendere il miglior risultato possibile. Grazie mille mister. Siamo in diretta dal centro sportivo Rigamonti con Julia Diaz, attaccante dell'Arezzo. Allora, la prima cosa che ti chiedo è 1-1 risultato finale, ti lascia più scontenta o più contenta questo pareggio? Preferibilmente preferiva una vittoria, però visto che il Brescia è una bella squadra dove stanno sopra la tavola, per me un pareggio sta bene. Alla seconda da titolare tu e le tue compagne d'attacco avete fatto un gran lavoro offensivo nel bloccare la costruzione del Bassa del Brescia. Come reputi la tua prova? Sì, infatti secondo me un paio di gol potevano entrare nel primo tempo, però non ha potuto essere, al secondo tempo è stato un po' più difficile. Grazie mille. Grazie. Siamo in diretta dal centro sportivo Rigamonti con Marta Monreale, centrocampista del Brescia. Allora Marta, un pareggio probabilmente giusto per quanto visto in campo, che però lascia un po' l'amaro in bocca. Tu cosa ne pensi? Comunque sia, fino a fine gara siamo state lì, siamo state in partita e sicuramente il pareggio non ci piace, volevamo la vittoria, però comunque è da considerare una buona prestazione. La squadra ha giocato forse meglio nel secondo tempo, nel primo ha faticato un po' a trovare la via del gol, poi dopo la rete vi siete sbloccati. Sì, diciamo che non è stato semplicissimo capire come andare a prenderle, anche perché penso che comunque sì, eravamo messi bene in campo, però nel secondo tempo abbiamo capito meglio come fare e siamo state soprattutto più compatte e unite. Domanda inevitabile, visto il tuo recente trascorso all'Arezzo, come è stato sfidare la tua ex squadra? Comunque c'erano tante ragazze amiche più che altro, però quando si va in campo non ci sono amicizie, quindi in realtà durante la partita poteva essere anche un'altra squadra. Ti abbiamo vista, sei rimasta a terra un paio di minuti, tutto a posto, ti senti di rassicurarci? Sì, tutto a posto. Va bene, grazie mille. Grazie.